Marino, secondo posto riconquistato, battuto il Martinsicuro con un gran gol di Beppe Catalli. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita, come ripeto, ho già detto ai tuoi colleghi, con una grande squadra che è venuta a giocare alla pari. Abbiamo, secondo me, meritato la vittoria perché i ragazzi ci hanno sempre creduto, come occasione da gol siamo stati superiori, anche se il Martinsicuro ogni volta che prende palla si fa comunque intravedere grosse qualità di squadra. Decisivo il cambio di modulo con il 4-3-3 con Selvallegra e Calderaro esterni. Questa è stata la mossa vincente. Sì, stiamo alternando questi due moduli a seconda dei giocatori che giocano. Questi sono giocatori che secondo me si esaltano in questo tipo di gioco. Oggi hanno fatto una grande partita, ma non basta, devono continuare a fare in questo modo, perché anzi è migliorarsi, perché ti ripeto, come diceva ai tuoi colleghi, non è possibile che due ragazzi del 98 si giocano a corrente alternata in questa categoria, con queste qualità. Adesso il Giulianova, domenica prossima a Rubens Fadini, che partita sarà? Vediamo, andiamo a giocarci la partita con una grande squadra, la squadra più forte, l'ha dimostrato, lo sta dimostrando, anche se noi da quando sono arrivato io stiamo avendo lo stesso cammino, però comunque è difficile. Questa è una squadra che ha grande esperienza, ha grande fisicità, ha qualità veramente dura, che possano perdere colpi, però andiamo lì e andiamo a vedere cosa succede. Catalli, un grandissimo gol, un grandissimo giocatore che sta dimostrando veramente tutto il valore. Oggi anche con l'assenza di Catalli, di Lalli e Margarita comunque ha retto bene il peso di tutto l'attacco. Catalli sta facendo delle grandi partite, sempre, ogni volta che si è portato dietro la squadra a livello di tecnico è un giocatore nettamente superiore a questa categoria. Se capisce che il calcio a volte è molto più semplice di quello che lui pensa, quando lo fa è devastante.